Tutti ad invocare l'intervento della politica, e la politica si muoverà, sia pure con una convocazione dopo le elezioni, per evitare strumentalizzazioni, dice il presidente della provincia Leonardo Muraro. Un consiglio provinciale propedeutico e specifico sul tema del lavoro, dove inviterò la Camera di Commercio, Unindustria, artigiani, parti sindacali per fare un confronto all'interno del piano strategico. A Susegana come a Ponzano Veneto, gli epicentri degli ultimi 2 terremoti occupazionali, le comunità sono in pena. Nella zona Electrolux basta che uno passi e vede subito capannoni chiusi da una parte, riduzione di personale dall'altra, quindi si accorge insomma che la crisi si allarga. Io sono vicino a delle famiglie che veramente hanno dei problemi per pagare le bollette e sono vicino anche a dei piccoli imprenditori nella mia parrocchia che veramente devono mettere in cassa integrazione i loro dipendenti con grande dispiacere. Adesso però occorrono misure concrete. Abolendo pensioni assurde che ci sono, stipendi assurdi che ci sono perché eccessivi, che sono 30, 40, 300 volte lo stipendio di un operaio. Si attiveranno per quanto sarà possibile le comunità cristiane, che d'altronde vivendo di offerte, ecco, diciamo così, del cuore della gente, ecco, raccoglieranno quanto è possibile.